Non ne vieni fuori. Caro, non ne vieni fuori. È dura. È successo che i nostri risparmi ce li hanno fregati chi era al governo con una legge particolare, ha fatto sparire tutto. Con la minaccia di una managlia, una si è diretta, tutti e due sono diretti verso la cassa, l'unica dicendo date i soldi, date i soldi. Cosa chiedi? Io, allora, intanto per cominciare io ho bisogno di una bomba del gas, sembra la cosa più stupida, però io dove dormo non ho riscaldamento, perché dormo vicino al garage, sì, su quella stanza, che sarebbe E non una sei interrato al freddo. No, io la bombola a te non la porto qualcos'altro che ti riscaldi, guarda, veramente Claudia, ti porterò qualcos'altro. Non ho voluto neanche parlarne, talmente mi sembrava un qualcosa di brutto, di inaccettabile. Poi in questo paese se non ci scappa il morto, penso che c'ha ragione alcuni giornalisti, mi hanno detto poi ci siederemo tutti nei divani televisivi a discutere se si poteva evitare o no. Buonasera, buonasera, terza puntata. Ciao grande famiglia. Ci siete tutti? Perché questa sera è una serata magica. Magica perché avremo una sorpresa. Anzi, la facciamo subito la sorpresa, ne abbiamo così poche. Don Giorgio Zacher ci fa la sorpresa questa sera. Ci benedica perché io ne ho tanto bisogno, Don Giorgio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli. Che si offrono per il soccorso dai fratelli, riempili del tuo spirito perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Grazie a Don Giorgio Zacher, cappellano militare in congedo, già con l'aeronautica e prima ancora anche con gli alpini di Feltre. Nella copertina di apertura abbiamo visto le immagini di chi? Di gente che si è succeduta qui dal nostro studio, gente che si è ritrovata improvvisamente a piangere per situazioni che non si augura a nessuno, gente che dopo una vita di lavoro, dopo aver viaggiato all'insegna di una rotta sicura, si è ritrovata senza ancora, in mare aperto, gente disperata, sfrattata, disoccupata, senza un lavoro, appunto, gente che deve battagliare persino per far valere i propri diritti. Ne parleremo anche questa sera in studio con i nostri ospiti che vedono protagonisti appunto Don Giorgio Zacher, un padre di famiglia, chi ha bisogno di conforto perché ha bisogno di un trapianto ed sta lottando per questo. E allora subito il benvenuto nuovamente a Don Giorgio Zacher, che ringraziamo anche per questa benedizione, certo, che, come diceva che Mirella, ci voleva, perché io ne avevo bisogno, ma tutti ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno un po' tutti, quindi grazie anche alla presenza di Claudio Faganna, ex risparmiatore delle banche venete, e quindi grazie e benvenuta a Maria e Benedetto Bordin, marito e moglie. Allora io partirei proprio con Maria e Benedetto Bordin, perché è una storia un po' drammatica perché Maria ha subito un trapianto di fegato, noi l'abbiamo aiutata, questa famiglia, abbiamo cercato di stare il più possibile vicino, però purtroppo Maria il trapianto è andato male. Tu ne stai aspettando un altro, però tarda ad arrivare. Hai 2 bambini bellissimi. Grazie. E la tua angoscia è quella di non riuscire a farcela. E tu mi hai detto, Mirella, io voglio lanciare un appello, voglio arrivare con i miei figli a una buona famiglia, che diventiamo proprio una vera famiglia, perché così non è vivere, perché io sto sempre male. Allora Maria,
lancia l'appello, perché è la prima volta, sai, che ti vedono. Io sono venuta in ospedale ma non ti hanno vista. Al banco viene sempre Benedetto a prendere la borsa, perché è tuo marito, ma soprattutto è il tuo compagno nel vero senso della parola. Noi sappiamo, le donne sanno cosa vuol dire quando chiamiamo marito compagno anche. Qual è l'appello che tu vuoi dare oggi e perché sei venuta qua, Maria? Io sono venuta qua per chiedere un grande aiuto, per essere aiutata per un altro secondo trapianto, perché vedo che anche i figli non ce la fanno più a vedermi in questa sofferenza. Cosa vuol dire, Maria? Io ti vedo e so la tua sofferenza, però dentro di te io so che hai una grinta, una voglia di lottare e di farcela. Da dove arriva, dopo tutto quello che hai passato, questa forza di dire ci riprovo ancora? Forse la vicinanza di tuo marito e dei tuoi figli? Sì, c'è tanto, fa tanto Benedetto, per me anche tantissimo mio grande amore Samuele. Perché amore. lui è per me, come si può dire, giorno di oggi un figlio fare una badante alla sua mamma. Maria, da quanto tempo aspetti questo trapianto? Da quanto sei in lista d'attesa? Da un anno. Un anno. Abbondante. Presso quale ULSS? Sono di Padova che sto aspettando il trapianto, ma sono seguita anche qua a Treviso, tanto sono seguita qua a Treviso. In tutti e due gli ospedali. Esatto, diciamo. esatto. Però Maria, quello che io volevo chiederti e volevo chiedere anche a Benedetto, cosa vuol dire vivere con un trapianto andato male e aspettare che arrivi un organo nuovo? Perché sappiamo benissimo quanta carenza di organi purtroppo ci sono. Cosa vuoi dire tu, Benedetto? È troppa l'attesa. Io dico un grazie vigoroso ai medici di Padova come di Treviso, in particolare la dottoressa Groppo. L'ho sentita 2 ore fa e sa seguire i suoi pazienti, sa seguire Maria con grande predilezione. Però è sempre il classico punto di domanda, io sono nell'attesa senza avere prospettive certe che venga operata da qui al domani. La dottoressa Groppo mi ha detto l'ho sedata perché ormai non tollera più le paracentesi, cioè levano i liquidi perché il fegato non riesce più a fare il suo dovere. Quindi ogni giorno la vedo relegata in casa oppure con il defibrillatori accompagnata da me quando esce una volta al mese, perché non si sente, perché il suo senso è quello di vergogna, è quello ormai una situazione in cui lei al fisico accompagna anche una psiche che non riesce più a reggere lo sforzo di proseguire. Ma quanto importante è, Benedetto, lanciamo questo appello, donare gli organi? Perché facciamo fatica, a parole è facile, però... Ogni sera penso, se lei vive, se lei vivrà, è grazie ad una persona che dovrà cedere il passo. L'ho fatto per amore, per una donazione, per un gesto. Io stesso, mi ricordo mesi fa, sono andato in comune per rinnovare la carta d'identità e mi hanno chiesto il permesso. Non chiedete il permesso, per me è una cosa doverosa. È una scelta etica, è una scelta morale, certo, che sento anche perché ho vissuto primariamente in famiglia la necessità di vedere la mamma, la madre, la sposa pronta ad essere operata già nel dicembre 2016. E i ragazzi come vivono questo momento Samuele drammatico? è capace però non resiste molto, perché come diceva la dottoressa Groppo ha 11 anni, ha la sua vita, vorrebbe vivere la sua infanzia, vorrebbe essere soddisfatto di avere a che fare con una vita normale, cioè con una madre che potesse essere capace di seguirlo, giocare con lui, ascoltarlo maggiormente. È un ragazzino che bisogna essere ascoltato, basta che lo si lanci e sarà sicuramente capace. Bene. Ecco, Don Giorgio Zacher ha sentito la speranza e la fiammella che ci tiene sempre viva, questa necessità di continuare a farcela laddove comunque anche dagli enti assistenziali non sempre, in questo caso no, però arrivano le risposte a cui ci si aspetta. La risposta io penso senz'altro della vostra solidarietà anche. Ecco, voi come giornalisti a portare questa alla conoscenza della gente,
perché per fortuna, soprattutto qui nel Veneto, ci sono tante associazioni che operano volontariato, negli ospedali tanti medici, anche loro curano gli ammalati, stanno dietro. Io mi auguro con questa trasmissione, forse qualcosa che sia sfuggito a voi, che riuscite a trovare un punto di riferimento, potrà essere raggiunto con questa trasmissione. Sì, noi documentiamo in effetti quello che poi Mirella con l'associazione fa e poi, costantemente. Anche come cristiani dobbiamo sapere una cosa molto importante per noi cristiani. La società italiana, si può dire, non diciamo il 90 ma l'80% è cristiana. Diciamo pure, per essere cristiani vuol dire che chi mi sta accanto non deve aver bisogno, deve essere sostenuto con la solidarietà, ma soprattutto anche con l'aiuto necessario. Ecco, diciamo che il cristiano, ma anche chi è anticlericale, comunque si muove in tal senso, dobbiamo essere perché la sinceri. società, Cioè, ecco. Qual è l'intervento della Chiesa nel sociale? Ci si domanda anche Don Giorgio, considerato pure il contributo dell'8 per 1000. Allora, riguardo 8 per 1000, senz'altro sono soldi dati del contribuente per mantenere le opere sociali della Chiesa. Infatti Anche, non per niente ci sono anche degli ospedali, ci sono anche gli ospedali che curano con l'8 per 1000. Ora io personalmente non è che posso dare certi dettagli, No, perché certo, non c'entro. vabbè, No. lei poi è cappellano militare. Senz'altro i soldi dell'8 per 1000 servono anche a alcuni ospedali, prendono anche l'8 per 1000 alcuni ospedali, alcune associazioni, per esempio anche la cura pastorale che c'è nella parrocchia, l'aiuto dei bisognosi può essere utilizzata anche. Ma più che l'8 per 1000 io vorrei sottolineare un altro aspetto. Quando c'è la sofferenza di una persona non ci sono frontiere, non ci sono muri. E il sociale, qualsiasi istituzione deve collaborare. Cioè deve rinunciare alla sua indipendenza, alla sua autonomia per mettersi al servizio, quindi sia la Chiesa, qui in caso il parroco, la parrocchia, che sia il comune, che la regione, il medico, ma soprattutto anche gli assistenti sociali che alle volte hanno dei poteri in mano. Ecco, ne parleremo a breve anche con l'intervento di altri ospiti. Nel frattempo, Claudio Fagan, lei la conosciamo già perché abbiamo documentato più volte anche nel corso dei nostri telegiornali, nei nostri network, come lei, truffato dalle banche con la sua famiglia, abbia perso quasi 2 milioni di euro e abbia tentato anche il gesto estremo. Oggi come sta la notizia di sabato scorso che adesso anche nei confronti della Popolare di Vicenza nel processo a carico della banca sono stati accolti ben 5.000 ricorsi, tra cui anche quelli di molte associazioni e sapendo anche che questa mattina la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro di ben 106 milioni di euro nei confronti della Popolare di Vicenza. Io sono assolutamente contento della notizia. Speriamo che sia solo il primo passo per poter arrivare a qualcosa di più consistente, di più congruo, perché la mia storia economica rispetto a quello che avete raccontato prima è ben poca cosa, perché la malattia viene prima di tutto, però anche noi psicologicamente è ovvio che ne abbiamo risentito. Anche perché ci si ammala in virtù di questo? Beh, nel caso mio sì. Non posso adesso entrare, non voglio anche entrare in certi ragionamenti, in discorsi della vita privata, però sicuramente io ne ho risentito moltissimo. Sì, perché senza entrare nel dettaglio, comunque rispettando la sua privacy, lei ha subito di recente un intervento. Sì, io ho avuto una trombosi all'occhio destro, ho perso la vista, quindi praticamente qua adesso mi appello a mia sorella che per fortuna mi può accompagnare a destra e a sinistra, però altrimenti io sarei a casa. Non dico tranquillo perché in questa situazione qua c'è poco da stare tranquilli, mi meraviglio solo che i vari Trinca, Consoli e Zonin invece stiano tranquilli molto più di noi altri. Ecco Fagan, è quello che veramente non riusciamo a capire, è che come mai questa gente che sappiamo benissimo cosa ha fatto è
tranquilla e beata, e noi abbiamo i risparmiatori che sono no depressi, sono disperati, perché perdere 2.000 euro, 2 milioni, 100.000, non è, ognuno ha la sua storia, ed è una storia da rispettare, non è che uno ha perso poco o tanto, cioè è una storia alla sua storia. Ma secondo te che giustizia abbiamo in Italia, Fagan? Beh, la giustizia in Italia è solo auspicabile, non vedo che ci sia. Poi magari in taluni casi si verificano in maniera estemporanea anche delle situazioni positive, per cui si può anche sperare bene, però io continuo a dire che il furto, come è stato adesso perpetrato dalla Veneto Banca della Vicentina nei confronti dei risparmiatori, è la stessa cosa per l'uomo che lavora come per Agnelli, cioè nel senso è il fatto quello che conta, è stato fatto un furto, quindi qui è solo questione di giustizia, non è questione di 1, 2 milioni, 50 milioni o 20 euro, è il fatto. Qualcuno dice che eravate azionisti e dovevate sapere che le azioni possono andare su, andare giù. Lei cosa risponde a queste persone? Che se trovo questa persona qua lo uccido, perché il concetto di azionista è tutt'altra parrocchia, cioè l'azionista è quello che compra in questo momento in borsa, sapendo che domani può perdere come può guadagnare, e questo titolo azionario può essere venduto nell'arco di qualche secondo. Nel caso nostro, parliamo di Veneto Banca e Vicentina, certo, quindi banche venete, l'acquisto veniva fatto mediante una domanda che veniva portata ovviamente nelle due banche, dopodiché passava un consiglio di amministrazione che deliberavano la positività o la negatività dell'acquisto. Diciamo che la Veneto Banca, per quanto ci riguarda, io ero risparmiatore di Veneto Banca, è nata nel 1877, vado a memoria, ed è nata come società cooperativa di mutuo soccorso, cioè praticamente era per aiutare quelle persone che avevano cominciato delle piccole attività o imprenditoriali o agricole nella zona di Treviso, Asolo, Montebelluna, e di conseguenza servivano questi soldi che venivano tirati su per devolvere, in senso non devolvere, regalare, però dare come aiuto per queste persone che volevano emergere nel campo finanziario economico. Il discorso è molto semplice, la situazione non permetteva che ci fosse una speculazione comprando queste quote societarie, non azioni societarie, in cui una persona diventava socio della banca e se c'erano dei risultati poteva, non dico pretendere, però gli si dava qualcosina come bonus per l'impegno di capitale, che era sempre un risparmio, non era una speculazione. Esatto. Don Giorgio, numerosi gli enti religiosi che hanno investito i proventi dell'8 per 1000 nelle azioni delle banche venete, secondo un'indagine della Corte dei Conti del 2016. Io veramente riguardo l'8 per 1000 non so, però lo so, purtroppo parecchi ordini religiosi hanno perso i soldi anche qua. Penso anche alla Curia di Treviso aveva investito. Ma io torno a monte del problema, come diceva lui prima parlando nella saletta lì. Allora, una volta capitava qualche prete che fondava questi banche, mutui soccorso, varie cose, per aiutare la gente, no? Solo la mentalità è cambiata, e purtroppo la mentalità anche, non diciamo la Chiesa, ecco, permettetemi a distinguere tra Chiesa e gerarchia, tra funzionari economici e funzionari alla pastorale. I funzionari economici della Chiesa ormai hanno sposato la mentalità del mondo. Quindi economica? Economica, anche di investire il denaro e poi non si sa che fine fa. Infatti parecchi ordini religiosi anche purtroppo hanno investito il denaro e fallito. Allora, tu mi hai chiesto come prete, io ti rispondo. La carenza di vigilanza da parte della gerarchia ecclesiastica su questi operatori economici, perché oggigiorno è giusto, abbiamo voluto il vescovo e il prete che si interessa per la pastorale, trascurando però il controllo su coloro che agiscano nell'economia. Ecco, per me è stato questo, quello riguardo la Chiesa. Invece nella società qualcosa di peggio, perché io ho lavorato anche un po', avevo contatto con l'IPAP per esempio, tanti beni dell'IPAP, no? Al posto di essere utili per migliorare le opere, sono state incamerate per tappare i buchi
e lì anche mancata la vigilanza da parte delle regioni, dico Questa anche è una Regione denuncia Veneto. che lei sta facendo. Quello Ecco. proprio, cioè nel senso, non basta dire se io ho una comunità locale, do 100.000 euro per migliorare l'opera, tu regioni, tu amministrazione, non puoi dire c'ho buco, allora porto via questa da questa Teniamo città ferma all'altra. questa Sì, però, Don Giorgio, denuncia, scusa, Don Giorgio, perché è importante sta cosa, però Don Giorgio, se lo perde un vescovo i soldi se li perde, vabbè, No, ma non se li era perde, un vescovo. no, io sto facendo un'altra domanda, Sì. se li perde un vescovo o un prete i soldi è un discorso, ma se li perde un anziano o una persona che ha lavorato una vita è un'altra cosa, perché bene o male in qualche maniera l'altro riesce a gestirlo, ma un anziano, una vita di sacrifici, di dolore, di fatica, ma come si fa? Queste sono stati doppiamente truffati secondo me, Don Giorgio, è ancora peggio approfittare della buona fede di queste persone. Sì, però attenzione Mirella, che anche i contributi che gli enti religiosi, cioè i soldi che gli enti religiosi hanno investito nelle banche erano i contributi della gente, i miei e i Sì. tuoi, di chi comunque Però ha passato erano lotta dati per alla mille. Chiesa, non gli servivano tasse, Però li sono hanno arrivati dati. dalle tasche dei contribuenti, Certo, quindi non è che anche certo. quello sia stato Però tanto a me fa leggero. più pena l'anziano che li ha Io persi. chiedo scusa, la mancanza della vigilanza è il principio morale Ecco. nel gestire il denaro, Ecco. sia da parte della gerarchia, non dico la gerarchia, coloro operatori economici li chiamo della gerarchia, perché per fortuna oggigiorno, grazie a Dio, c'è il vescovo quasi si è distaccato di questo, ha lasciato a un gruppo di laici che collaborano e purtroppo qualche gruppo di laici ha cominciato a speculare come capita nel politico. La gente si fida di lui, poi magari il politico lo tradisce. Così anche nella gerarchia ecclesiastica abbiamo avuto operatori economici che hanno tradito il mandato. Quindi io non do la colpa alla Chiesa oppure al vescovo locale, ma soltanto la colpa sua quale? Il vescovo locale oppure diciamo il religioso oppure l'assessore che non ha saputo vigilare sufficientemente sull'operato dei suoi collaboratori. Siamo in Ecco, Italia, Don Giorgio. Dalla voce del sostentamento del clero, diciamo così, vediamo nel dettaglio qual è l'attività proprio caritativa che abbiamo documentato questa settimana. L'assegno. Lo dice meglio lei. Allora, oggi siamo a casa di Mauro, cari amici miei, grande famiglia, e siamo con la moglie e una delle sue bimbe. L'altra è ancora a scuola, perché la Mireluccia ha portato i vestiti di carnevale che vedete alle mie spalle e le mascherine, ma anche dei libri, delle fiabe, perché secondo me è sempre bello leggere questi libri. Uno l'ho portato anche per Mauro, dopo glielo diamo. Allora, Maria, hai detto, io ho tante spese, Mirella, purtroppo la vita è molto cara, ho 2 bambine e tutto costa tutto caro, anche Mauro ha delle esigenze. E allora noi oggi siamo venuti qui per dare l'assegno a te, Maria, perché io so che tu ce la stai mettendo tutta e stai facendo tanta fatica. Oltretutto c'è un problema, che loro hanno una casa che hanno tanto desiderato col mutuo, però è diventata piccola. Mauro si sente escluso perché vive in una stanza piccola. Maria non può dormire vicino a lui perché c'è solo un letto che ci sta in questa stanza e lei dorme per terra, pur di stare vicino a Mauro perché Mauro deve essere assistito giorno e notte. Allora Maria, io vorrei lanciare anche un appello. Se qualcuno avesse una casa grande, perché Mauro mi ha fatto una confidenza, mi ha detto delle volte io mi sento escluso, loro sono in cucina e io non partecipo alla loro vita familiare perché sono in questa stanza. Le bambine sì, vanno, però rimangono anche in cucina. Cosa vorresti avere? Il tuo sogno quale sarebbe, Maria? È il sogno di Mauro specialmente. Di Mauro è di avere più spazio per tutti quanti, specialmente per lui, perché avendo più spazio lui può avere più libertà di muoversi, magari in carrozzina ovviamente, venire più spesso su. E è questo il discorso di avere più spazio, che qui non abbiamo più di tanto. Sì, sarebbe ideale
la quantità di cui abbiamo oggi, però non in questa situazione in cui siamo. Perché quando avete preso questo appartamento nessuno immaginava la tragedia. No. Era il vostro nido d'amore, questo qua con le vostre bellissime bambine. Allora io lancio questo appello, poi vediamo cosa succede. Sono tanti i pensieri in queste condizioni. Io ho sentito anche che la Regione sta elargendo un contributo proprio per le famiglie come voi, con Mauro, con questa terribile malattia che è la SLA, e perciò anche questo ti aiuterà ancora un po' di più. Però secondo me è giusto che Mauro viva felicemente la sua famiglia, perché lui la adora sua moglie, adora le 2 bimbe che sono meravigliose, e perciò è giusto secondo me che anche noi aiutiamo questa famiglia a stare unita ancora di più, perché se lo meritano veramente. Questo, Maria, è l'assegno della grande famiglia di Veneti Schiacciati, che penso te lo meriti, no, tutto di più, tu e tutta la tua famiglia. Spero che questo non sono cifre enormi, però sono cifre che lasciano respirare un po', e tu so che hai bisogno anche di respirare, perché 2 bambine, scuola, cioè tutto quanto, si fa fatica a arrivare a fine mese. Cosa vuoi dire, Maria, alla grande famiglia di Veneti Schiacciati? Io alla grande famiglia di Veneti Schiacciati voglio ringraziare tantissimo a nome specialmente di Mauro, soprattutto di Mauro, e anche da parte nostra un grazie veramente grande di cuore. Adesso andiamo da Mauro, perché vi ho portato anche un libro. Mauruccio! Ecco, questa è la stanza dove Mauro e Maria vivono. Maria vive qui per terra, qui vedete il materasso. Maria si mette questo materasso per terra e tutta la notte, ecco, lei qui è vicino a Mauro, perché un altro letto non ci sta. È una situazione molto particolare, ma soprattutto lui vuole vivere la sua famiglia assieme, mangiare assieme, viverla questa bellissima famiglia. E allora io, Mauro, ho fatto questo appello, vediamo cosa succederà, se troviamo qualcosa, indipendentemente che voi avete il mutuo su questo appartamento, ci faremo anche consigliare da gente esperta per vedere di trovare una soluzione, perché io so, Maria, che Mauro vuole questo, vuole vivere vicino a voi il più possibile. Perciò io ringrazio la grande famiglia di Veneti Schiacciati, ringrazio tantissimo Mauro. Stiamo vedendo di mettere il libro, anche abbiamo preso dei contatti con la libreria Canova, col direttore. Speriamo vada tutto bene, in maniera che questo libro si possa trovare anche nella libreria, e perciò noi andiamo avanti per la nostra strada. Noi ci proviamo sempre, tutto, diamo tutti noi stessi per riuscire a migliorare le situazioni di queste famiglie. Ciao! Ecco, avete visto questa situazione che per me è una situazione intollerabile. Guardate, quando vedo certi sprechi, io che vivo nel pezzo, come avete visto, mi sono fatta perfino benedire, ci siamo fatti benedire oggi, perché io ho proprio bisogno, sa Don Giorgio, quando vedo queste cose, di stare calmi e di dire lassù qualcuno ci vede e ci aiuta, perché non può essere che una famiglia in queste condizioni vive in questa maniera, non può essere. La malattia che ha Mauro è terribile di più. Maria ce la sta mettendo tutta, ma non basta per trovare un equilibrio anche con quelle bambine che per fortuna non riescono a capire veramente la gravità di questa situazione, che però hanno questo sorriso, questa voglia di vivere, che la trasmettono anche al loro papà. E allora io penso che se c'è qualcuno in questo momento che sta ascoltando la Mirella, per cortesia, noi non vogliamo tutto gratis, per carità, però aiutateci a trovare al momento una casa un po' più confortevole per Mauro e per Maria, perché così non possono continuare, assolutamente. Adesso Anna ti passo la parola, perché ho una rabbia dentro di me che tu non hai idea, perché sono fatta così, non c'è niente da fare, la Mirella è questa e io quello che penso lo dico. Vai Anna. E allora la questione è molto semplice, la domanda è per Don Giorgio, ma anche per lei Claudio e per i coniugi. Nel momento in cui ci sono le leggi bisogna battagliare per farle rispettare. In questo caso una persona malata, poi parleremo anche, torneremo ad occuparci anche della storia di Vincenza Sicari, una persona malata addirittura si trova in questa situazione, cioè
certe volte rivolgersi anche ai magistrati, ai tribunali per far valere il proprio diritto di malato. In questo caso si rivolge ad associazioni che non hanno niente a che fare con gli enti assistenziali. Cioè, alle volte si dice la legge, ma la legge ha l'obbligo di rispettare la persona e dare dignità alla persona. Perciò delle soluzioni possono essere trovate dagli uomini della legge quando si può avere un confronto, ma soprattutto una collaborazione tra i vari settori sociali. Perché uno che sta male, sta soffrendo, a dire la legge dice questo, non credo che la legge dice questo. Ecco, lei Claudio si sente tutelato da questa giustizia nel momento in cui comunque dopo aver perso un capitale non irrisorio, 2 milioni di euro, lei con la sua famiglia adesso vedete che sta andando avanti il processo nei confronti delle banche venete. Dunque la tutela è un bel termine, una cosa seria. Speriamo che ci sia, noi non solo come Fagan ma penso 220.000 persone che sono i truffati sia di Vicentina che Metrobanca, stiamo cercando tramite i cavilli, i sistemi legali di poter arrivare ad una conclusione sia positiva. I bambini andavano strangati subito, bambini ovviamente Zanin, Trinca e Consoli. Sì, parliamo con i termini giusti perché sennò poi veniamo equivocati. Sì, allora volevo dire che questi signori qua assolutamente incapaci di gestire delle banche perché prima non avevano neanche una scolarità che gli permettesse di poter condurre in una maniera adeguata degli istituti bancari, perché a parte Trinca che era l'unico laureato, gli altri erano tutti ragionieri, periti turistici come Carrus, che addirittura è diventato direttore generale e addirittura amministratore delegato. Se una persona è capace al di là sì, sono perfettamente d'accordo, però ricordiamoci che io per fare il neurochirurgo ho dovuto fare 6 anni di medicina più altri 4 di specialità. Questi qua non hanno fatto assolutamente niente di tutta questa scuola qua. Ecco, qua ha tirato fuori un altro argomento, ovvero l'incapacità di certe persone nel momento in cui sono a capo di una struttura che invece la richiede. Sì, io direi è giusto questo discorso. Per questo, in questi casi bisogna guardare l'onestà professionale. La persona che nomina questo, ma questa persona è stata nominata per le sue capacità oppure magari perché è attaccato a qualche maniglia? Chiamiamola maniglia. Chiamiamola maniglia. Molto elegante, Don Giorgio. Sì, molto scusa elegante. Perché sono prete e non posso dire altro. Vabbè. Allora, davanti a questi casi il discorso è molto semplice. Allora, quando uno si indaga, si vede che questa maniglia ha aiutato questo incompetente, il problema è risolto. Cioè non riesco a capire perché si tira avanti per tanti anni i processi quando questa onestà non c'è nella nomina. Seconda cosa, che l'ha nominato ha avuto dei vantaggi. Sappiamo bene purtroppo parecchie persone sono fallite oppure hanno fatto fallire gli altri, risultano nulla tenenti. Però i loro parenti sono pieni di soldi, moglie, figli, ma perché non si può mettere le mani su questo capitale quando si sa bene che questa gente che ha rubato, togliendo ogni cosa della sua proprietà, l'hanno intestata agli altri? Ecco, Don Giorgio, la interrompo un attimo perché a proposito di soldi, di chi va in cerca di soldi non in maniera lecita, vediamo un fatto che risale a un poco tempo fa, qualche anno fa, di 2 anziane sorelle che sono state brutalmente rapinate e massacrate di botte. Vediamo il fatto risalente a qualche anno fa e adesso salutiamo perché ci stanno guardando, perciò salutiamo Ida e Bruna che voi conoscete, le avete viste. E adesso come stanno? Vediamo. E adesso stanno bene. Ris dei carabinieri nell'appartamento di Bruna e Ida Bruni, le 2 anziane di 85 e 83 anni brutalmente picchiate 20 giorni fa nella loro casa di Vicolo Marco Polo a Treviso. Per tutta la giornata gli investigatori arrivati in mattinata da Parma hanno effettuato rilievi nell'appartamento in cui la sera del 17 ottobre le 2 anziane sono state massacrate di botte. Le 2 pensionate non sono ancora state formalmente sentite sul caso dai carabinieri del nucleo operativo. Le loro condizioni non sono ancora tali da consentire di ripercorrere quei
drammatici minuti in cui qualcuno si è accanito prima contro Bruna, scesa per controllare il contatore della luce, visto che poco prima nell'appartamento era mancata l'elettricità, e poi contro Ida. Bruna è attualmente ospite di una casa di riposo dell'Isra. Ida, operata per le fratture al volto, è ancora ricoverata al Cafoncello. Senza la testimonianza delle due vittime non è semplice per gli investigatori cercare di ricostruire l'accaduto e dare una spiegazione al fatto che i 50.000 euro custoditi in un armadio non sono stati toccati. Chi è entrato in casa e ha aggredito le due sorelle non li ha trovati? È stato disturbato prima di prenderli o non li cercava affatto? Interrogativi ai quali anche i rilievi del RIS potrebbero contribuire a dare una risposta. Questo è il servizio di Lina Paronetto riferito all'aggressione avvenuta anni fa. Adesso vediamo le sorelle come stanno. Le intervistate la nostra Mirella. Ciao grande famiglia di Veneti Schiacciati, siamo con Ida e Bruna. Guardate chi vi faccio vedere oggi. Siamo venuti a trovarle, vedere come stanno. Ida, cosa ti ricordi di quel terribile pomeriggio? Cosa ti è rimasto più impresso di tutto? Impresso, ho cercato di dimenticare. Brava. Perché sennò, guarda, sto male ogni volta. Ma tu cosa volevi dire? Mi hai detto, io voglio dire una cosa, Mirella. Cos'è? La droga. Cosa vuoi dire con la droga, ma è la rovina. Sono stati due drogati, secondo me. Ecco. Perché io sono andata giù perché mancava la luce. Nel momento era questa... l'ora. Sì, l'ora. Sono ignoti. E allora sono andata giù e ho tirato su. Torno su, dopo 5 minuti manca ancora. No, dico, questo c'è qualcosa che non va. Infatti, torno giù ancora e non c'era nessuno. Le porte o sono chiuse o chiuse. Ecco, quando che sono qua, metto la chiave nella toppa, l'apro, mi sento due mani che mi danno un colpo alla schiena. Cosa è successo? Fammi vedere. Qua, è la porta d'entrata, semplicemente qua, ho aperto, guarda. Perciò tu eri per terra qua? Qua, con la faccia, mi si è rotta la mandibola, il braccio e poi mi sono messi sopra. Perciò tu eri distesa qua con la faccia verso il pavimento, certo. Perciò non potevi né vedere né muoverti. No, e dopo mi sono trascinata. E loro mi erano dietro, sono trascinata di là. Come si vive dopo questa esperienza terribile, come ha detto tua sorella? Sempre, perché hai sempre timore, perché tanto aveva che qualcuno, qualche dottore, ha detto: signora, ma se tornassero un'altra volta a casa sua, ma cosa va a dirmi lei? Speriamo che non ci salti questa idea in testa, ho detto a nessuno. E cosa bisogna fare, Bruna? Di non aprire a nessuno, dillo. Dillo, sì, io adesso ho la catenella, se non li vedo in faccia non vengono qua. Allora, c'è un problema, che loro hanno la catenella, però aprono la porta. Io non so più come fare a dire che non dovete aprire la porta, perché una semplice catenella non è la sicurezza, anzi tutt'altro. Io mi rivolgo a tutti gli anziani, ma veramente a tutti: non aprite la porta, non mettete la catenella, non dovete aprire la porta, nonnine, non dovete aprirla, perché anche loro aprono la porta, nonostante quello che è successo è più forte di loro. Ma io ho la catenella, ma non basta, nonnine, non dovete assolutamente aprire la porta. Io sono molto contenta perché sono ritornate a casa, stanno bene, sono in salute, perciò anche i medici sono stati bravissimi, perché come avete visto hanno ridotte no male di più, hanno ancora delle conseguenze pesanti, ma un po' alla volta si spera che migliorino, però la tragedia è che continuiamo ad aprire le porte, si continua ad aprire queste porte o le finestre, e questo non va bene, vero Anna? Ecco, no, appunto. Intanto diciamo che queste immagini sono state rilasciate con il consenso dell'amministratore di sostegno delle due sorelle, cioè l'avvocato che le segue e che le ha in carico, questo per inciso. A tal proposito, Claudio Fagan, lei non solo con la sua famiglia ha aperto la porta verso la banca, ma avete aperto il vostro portafoglio nel momento in cui siete stati raggirati come tanti altri risparmiatori da
alcuni che vi hanno proposto delle azioni facendovele comprare o dietro la richiesta di un mutuo o comunque dietro che cosa? Dunque diciamo che da parte della famiglia Fagan c'è stato un eccesso colposo nell'uso legittimo della fiducia nei confronti della banca. Ovviamente nel caso nostro noi avevamo dei soldi che ci dovevano servire per comprare degli appartamenti, essendo 6 in famiglia, quindi veniva fuori un appartamento. Singolarmente la cifra può sembrare elevata, però in realtà suddivisa per 6 persone ovviamente la cifra viene molto ridimensionata. Ci era stata consigliata l'acquisto di obbligazioni di Veneto Banca in quanto ritenute assolutamente sicure per un periodo di 4 anni in attesa che venissero fuori degli immobili disponibili per l'acquisto. Ci avevano confermato assolutamente, l'avevano sottolineato a caratteri di fuoco che non c'era nessun tipo di problema, solo che quando i miei fratelli, che sono gli intestatari reali dell'importo, Mara e Paolo, hanno firmato, il contrattino è stato consegnato dopo circa un mese e abbiamo notato, quando io l'ho portato a casa, che erano state fatte delle aggiunte. La pericolosità loro l'hanno chiamato investimento, per noi non era un investimento, era un impiego di risparmio nostro. Esatto. E di conseguenza ci siamo immediatamente catapultati in banca e ci hanno detto che era una frase di rito che non aveva questa grande importanza. La fermo un attimo, Claudio, poi riprendiamo il discorso da qui, perché ricordiamo come in Veneto ci sono stati più di 200 imprenditori che sono stati beffati dal sistema delle banche venete e hanno deciso di farla finita. Tra questi c'era anche lei. Sì. Vediamo un filmato che la riguarda. Ma si ricordino loro signori che hanno mangiato, e qui lo sottolineo 10 volte a caratteri di fuoco, tutti i risparmi e i sacrifici di mio papà e di mia mamma. Claudio è ancora qui, in Piazza dell'Armi, e indica quella scritta che per la sua famiglia è diventata un incubo. Ancora qui, a 24 ore da quelle urla. Tirati 4 delinquenti! L'anno scorso fu lui a minacciare il peggio davanti all'allora direttore generale, Cristiano Carrus. Io in quel momento là ho pensato veramente di suicidarmi. Questa volta è stata sua sorella Mara a tentare di farlo con una siringa di insulina e lui sostiene non ne sapeva nulla finché non l'ha vista e la sua disperazione è riemersa. Avevano un appuntamento in banca, l'ennesimo, per cercare di uscire dall'incubo che li perseguita da 3 anni. 2 milioni persi. I risparmi totali di una famiglia di 2 genitori e 5 figli. Abbiamo lavorato per ben 50 anni e risparmiato al massimo, non ci siamo mai divertiti, non abbiamo mai fatto spese folli. Una storia come molte fra gli 88.000 risparmiatori traditi, convinti a vendere BTP, ad acquistare obbligazioni trasformate poi in azioni nonostante la loro volontà contraria. Telefonate, incontri, promesse che tutto andrà bene, fino all'azzeramento delle azioni in una situazione kafkiana. Il risparmio che era stato utilizzato era totale, cioè era tutto quello che noi avevamo. Oggi ci sono 2.600 euro in conto corrente, lui e i suoi fratelli tirano avanti solo grazie alla sorella. Il peso è tutto sulla sua persona, noi viviamo in questo momento, e non sono favole, con lo stipendio di mia sorella. Un peso che l'ha spinta per disperazione a minacciare il suicidio, creando il caos che ieri ha tenuto in scacco per ore la filiale. Disperazione e rabbia come quando un giorno Fagan ha visto per strada l'ex presidente Flavio Trinca. E gli ho detto: bravo Trinca, ci hai mangiato tutto. Lo sapete a chi mi sta vedendo cosa ha detto? E se n'è andato vestito come un giovincello con la sua bella valigetta e ha fatto un sorriso inqualificabile. Davanti a sé vede un futuro nerissimo e tanta sofferenza. Si cerca di andare avanti, ma quando gli chiediamo se rifarebbe il gesto di un anno fa, lo stesso di sua sorella, risponde così. Io sì, perché la disperazione porta a queste cose. Ecco Claudio Fagan, questo è un servizio del collega Nicola Zanetti che risale a circa 7 mesi fa. Nel frattempo, per fortuna, lei non fa parte dell'elenco di queste vittime di questo sistema e neanche sua sorella. Ad oggi intanto la nostra solidarietà verso le famiglie di queste vittime. E ad oggi lei, considerati anche i problemi di salute che ha avuto in virtù di questo crack, cosa si sente di dire a chi sta male quanto lei?
Dunque io vorrei chiarire una cosa, le persone non sono 200, sono 203 imprenditori che si sono suicidati. Sì, oltre 200 imprenditori. Sì, e poi ce ne sono altri 155 di risparmiatori, in totale 358. Sono dati ufficiali che si trovano sul sito suicidi.it in internet. Queste persone si sono suicidate ovviamente perché ormai non potevano più continuare a vivere in una certa maniera, cioè oberati dei debiti, anche perché, è bene saperlo, in questi giorni a chi aveva avuto affidamenti, sovvenzioni da Veneto Banca eccetera, che adesso è diventata Banca Intesa, al tasso dell'1,5%, dalla sera alla mattina i tassi sono schizzati al 22,50, cioè è una cosa improponibile, cioè non è più pagabile. Io vorrei dare una parola di speranza e soprattutto di far coraggio a questi signori che potrebbero anche avere per il cervello che gli passa sta idea di fare un tentativo di suicidio o un suicidio. Pensate sulle volte che tutto quanto può essere ripreso e risistemato. È ovvio che la situazione è drammatica, speriamo adesso che le varie cause possano portare a dei risultati per cui la speranza è l'ultima a morire. Ricordiamoci una cosa, che chi si ferma è morto. Senta Fagan, secondo lei la politica può intervenire oppure era una cosa che non gli apparteneva? Perché tanti hanno detto ma noi non c'entravamo niente. La politica poteva intervenire, non voglio parlare male del governatore Zaia, non voglio parlare male della signora Puppato. Anche perché siamo in fase di campagna ma volevo elettorale. dire che sono le persone politiche che in questo momento hanno il potere nel Veneto, no? E volevo dire che... Diciamo anche un'altra cosa, scusi Claudio, che c'era anche l'intervento di Banca Italia, della Consob, che avrebbero dovuto vigilare e intervenire, e di cui adesso appunto si allora, parla anche nelle parti del processo. Tralasciare un attimino la politica, che per me è responsabile in quanto non è intervenuta in maniera consona, la Banca d'Italia e la Consob, a tutti i livelli, la politica non è intervenuta. Sì, la Banca d'Italia e la Consob, che dovevano assolutamente controllare, o lo hanno fatto in maniera impropria o se lo hanno fatto non hanno divulgato la notizia, in maniera tale che noi altri adesso risparmiatori ci troviamo in questa situazione. Tanto è vero che qualcuno è riuscito a farsi dare indietro i soldi. Allora com'è sta storia? C'è qualcuno che è riuscito a farsi dare indietro i soldi. Tra i vertici però delle banche stesse. Ma non solo, ci sono anche persone che erano vicini, ovviamente amici, o comunque persone che avevano delle commissioni, non so, dico particolari ma non posso sapere, e io per esempio mi ritengo uno scavalcato. Io ho fatto l'ordine di vendita quando obbligatoriamente, in maniera coatta, mi hanno passato le obbligazioni in azioni il 1° luglio del 2014, io quel giorno lì alle 8:01, faccio per dire, all'apertura della banca, la famiglia mia ha dato l'ordine di vendita. Non è mai stato soddisfatto, però persone che hanno dato l'ordine 7, 8, 10, 15 giorni dopo hanno venduto. Con quale motivazione non l'hanno richiesto alla vostra domanda, non hanno assecondato la vostra domanda? Non c'è stata una risposta. Non c'è stata risposta. Invece risposte bisogna averne per Maria. Speriamo. Maria, dopo che hai sentito questa testimonianza drammatica dell'altra Maria, la moglie di Mauro, cosa vuoi dire a Maria? Manda un messaggio a Maria che è là che ti sta guardando. Cosa vuoi dire a Maria? Che sono due vite parallele secondo me. Dona tanta forza e andarsi ancora avanti e lottare ancora, perché anche lei ha 2 figli, come ho anche io, e lottare per figli. Voi non avete idea, la vedete così minutina, così proprio, diciamo, pacata, ma ha una grinta questa donna. Quando io sono entrata nella sua stanza d'ospedale, la prima cosa che mi ha detto, sapete cosa è stata? Voglio farcela, devo farcela per i miei bambini. È stata una cosa bellissima, secondo me questa è proprio la grinta, la sua famiglia. Pensate quanto importante è avere la famiglia vicina in certe circostanze. Avere la famiglia vicino direi che è fondamentale nel momento in cui si è di supporto l'uno con l'altro, perché... È determinante, sì. Ecco Maria, a tal proposito, vedo che sorridi pensando anche ai tuoi figli, no? Come i tuoi figli riescono a darti forza, a sostenerti, laddove tu ne hai bisogno anche in attesa di questo trapianto? Cosa ti dicono? Più Samuele mi sta scrivendo tante poesie, che mi sta dando quelle sue poesie che mi sta...
Aiutando. Sostenendo. Esatto. Quindi uno ti scrive le poesie e l'altro? La ragazza, tanto coraggio. Parliamo di ragazzi giovani. Sì, sì, lei ha 18 anni, un po'... Sì, lei è un po' più, come dire, è più grande, lei ci... È più indipendente. Esatto, lei. ci capisce, ma il bambino è più debole, più... Sai Maria, cerca quando il tuo l'amore di bambino mamma. viene al banco solidale con il tuo marito, la prima cosa che gli chiedo è: cosa vuoi portare a casa la mamma? E lui trova sempre qualcosina da portare a casa. Dice, proprio sorride pensando al regalo quando arriverà questa mamma. Sì, perciò così Samuele. è vero, Già Samuele. pregusta il momento in cui consegnerà qualcosa alla mamma. Esatto, in quel momento vive già l'emozione della mamma nel ricevere questo Si fa regalo. altruista in quel momento. Guardate, voi non avete idea cosa io vedo al Banco Solidale, Anna. È una cosa che qui si può raccontare, però io che la vivo e che Ma poi voi ne mi parliamo, state... vedremo anche le immagini e le interviste però raccolte quello che al volevo banco. dire è la solidarietà è una cosa che non puoi raccontare proprio nei dettagli, è una cosa che devi viverle dentro, allora è un'emozione che tu trasmetti quando veramente la vivi, perché io delle volte vedo delle situazioni che non le hanno vissute, perciò la gente a casa non le sente. Invece quello che io sento, la gente a casa lo sente, e vi ringrazio di questa veramente, di questo abbraccio. A proposito di chi fa Don Giorgio, per aiutare gli altri ci si deve sporcare le mani, cioè attenzione, non avere le mani in pasta, ma andare in mezzo agli altri, con gli altri, collaborando. In questo senso la Chiesa... Cioè la Chiesa, io penso il riferimento rimane sempre la parrocchia che deve essere, diciamo, inserita nel settore sociale locale. La parrocchia, i suoi impegni, sono tanti parrocchiani, per fortuna persone laiche, normali, che sono impegnati nel volontariato, ma devono avere anche la forza di stendersi verso altre istituzioni. Cioè, oggigiorno la burocrazia purtroppo alle volte ci fa scoraggiare di fare qualcosa. Ora, ci sono persone competenti, soprattutto il volontariato, tante persone in pensione che si danno da fare per gli altri, e per fortuna c'è il volontariato che copre tante situazioni. Allora, devono andare a bussare. Io ho avuto un'esperienza, devo dire il vero, l'ufficio dei ciechi a Belluno si è dato da fare per venire incontro a una persona cieca che non riusciva a ottenere i suoi diritti, ma è stata l'istituzione statale, comunale che si è data da fare, perché un conto io cittadino privato vado, un conto quando ho un ospedale, quando il comune oppure qualche centro di assistenza sociale che si muovono. Io per fortuna mi sono incontrato con queste persone che alzavano il telefono e si informavano e comunicavano alla persona che non poteva avere niente. Si è incontrato ma anche scontrato spesso. Sì, ma quello lì, cioè, il discorso, ci sono quelle persone che sono disponibili di poter, diciamo, intervenire. Ecco, quello che dico, di non aver paura di creare questa collaborazione, non mi importa che sia chiesa, diciamo parrocchia, comune, ospedale, perché alle volte si trova col funzionario o pigrone, oppure ha voglia di fare niente, oppure incapace, messo là. E quello non rappresenta l'istituzione, non rappresenta, diciamo, il cittadino che si rivolge a lui, ma lì quelle persone devono essere un po' segnalate, e per fortuna chi ha capacità di farlo deve farlo, e questo sottolineiamo grazie al volontariato. Se le cose vanno bene, almeno qui nel Veneto, riguardo l'assistenza. Ecco, a proposito di segnalazioni, sono tante le segnalazioni, torno con l'assist di Don Giorgio per quanto attiene alla questione delle banche venete, Claudio Fagan, sono tante le segnalazioni che sono arrivate con le denunce dei risparmiatori truffati, e sottolineo i risparmiatori. Sabato scorso c'è stato il processo nei confronti della Popolare di Vicenza, si diceva 5.000 le domande accolte. Allora vediamo questo servizio.
Processo Banca Popolare di Vicenza. Sono oltre 5.000 le parti civili accolte dal GUP Roberto Venditti, tra loro anche Banca Italia. In questa prima fase il giudice ha accolto tutte le parti civili nei procedimenti in merito ai reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, ma le escluse tutte in merito alle azioni contro la Popolare di Vicenza, non ritenendola il soggetto al quale rivolgersi. Le associazioni però non demordono ed insieme hanno nuovamente chiesto la possibilità di citazione in giudizio di BPV come responsabile civile e lo stesso è stato chiesto anche nei confronti di Banca Italia, BCE, Consob e Collegio Sindacale. Il giudice Roberto Venditti ha già fatto sapere che in merito deciderà giovedì prossimo. Intanto le associazioni tirano un sospiro di sollievo. C'è diciamo un cauto ottimismo. Cauto ottimismo quello di Elena Bertorelli, delegata nazionale della Casa del Consumatore, che ora con l'associazione si prepara a presentare istanza di sequestro cautelativo e altre azioni. C'è un barlume di speranza, naturalmente rimane la forte determinazione di procedere. Il giudice ha invece ritenuto di rigettare una settantina di richieste, tra queste quelle di coloro che hanno transato, quelle di alcuni enti rappresentativi, tra cui il Comune di Schio e l'associazione Noi che credevamo in BPV. Non è ancora chiaro, anche se Venditti accetterà, come il suo omologo a Roma, l'azione di responsabilità civile verso Banca Intesa. Imputati sono l'ex presidente Gianni Zonin, gli ex vice direttori Giustini, Piazzetta e Marin e il dirigente Pellegrini. Due già le richieste depositate dalle parti civili, una per il riconoscimento appunto di responsabilità civile verso Banca Intesa e una per il sequestro conservativo da 31 milioni di euro nei confronti degli imputati. Ecco, Claudio Fagan, si diceva questa mattina la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro di 106 milioni di euro nei confronti della Popolare di Vicenza. Il sequestro fa riferimento al reato contestato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob, che secondo l'accusa è stato attuato in occasione dell'operazione di aumento di capitale cui faceva riferimento lei, compiuta dalla banca nel 2014. È tutto vero, va bene così, però la cosa più importante è che nei giorni scorsi c'è stato anche un giudice di Vicenza che ha stabilito l'incostituzionalità del passaggio delle due banche per circa €1, 0,50 e 0,50, in quanto al di là della cifra che è stata decisa da loro, il problema è che le due banche hanno preso tutta la parte sana e hanno lasciato a noi altri la bad bank, la parte scadente. Quando si ha una successione ereditaria o comunque c'è anche un fallimento, ovviamente secondo la legislazione corrente tutto deve essere preso sia positivo che negativo. In questo caso non è stato attuato il procedimento regolare. Senta Fagan, la vedo, nell'immagine che noi abbiamo visto, la vedevo proprio arrabbiato, ma proprio arrabbiato. Adesso la vedo, non so se è rassegnato o speranzoso, o tutte e due. Come si sente adesso rispetto vedendo quelle immagini che abbiamo visto prima, Fagan? Dunque, quando un tizio, un essere umano, subisce un incidente, gli portano via le braccia e le gambe, è ovvio che prima o poi si rassegna perché sa che non ricresceranno più. Nel caso mio non c'è una rassegnazione data da una non speranza, c'è una speranza che è sempre latente e la quale mi porta a pensare che in un prossimo futuro possa succedere qualcosa. Non chiedetemi cosa significa quel qualcosa, che può essere positivo, può essere negativo, perché qua siamo nelle mani del Signore. Va bene? Però a un certo punto... noi a caso abbiamo chiamato Don Giorgio. Infatti è qui la persona più competente in materia. Comunque volevo dire che speriamo che ci sia veramente un risultato, perché anche i giudici sono degli esseri umani, quindi spero che abbiano quella capacità di discernimento per poter operare in maniera consona e adeguata per, ascoltatemi, dare ragione a noi altri. Certo, ve lo meritate veramente. Speriamo. Poi adesso abbiamo anche le elezioni. Sì. Mirella, non tocchiamo questo argomento, invece Don Giorgio come uomo, perché qui non parliamo di politica, qui si parla del sociale, come uomo di chiesa, qual è il suo intervento concretamente nel sociale? Ecco, nel sociale io ripeto il concetto di questo tipo di collaborazione, mi piace la parola sociale, quindi non si parla né di credenti né di politico né niente, di eliminare i punti di riferimento saldi, quando si dice io faccio riferimento a questo, ma se c'è
Se c'è una persona che ha bisogno, lei prende, esce da casa con la sua macchina, la parola samaritano, è caduto per terra quel povero diavolo, aveva bisogno di soccorso, è passato il prete e non l'ha soccorso, ha passato il diavolo e non l'ha soccorso, è passato un uomo samaritano e non ci credeva a certi valori, l'ha tirato su. Quindi quando c'è una bisognosa, va tirato su. Non mi interessa questo caso, la legge dice ma questa persona ha bisogno di essere soccorsa e va soccorso. E io come capitano militare mi ricordo i comandanti diceva così: Don Giorgio, ricordati una cosa, quando c'è un militare bisognoso prima aiutiamo il militare, poi mettiamo le carte in regola. Ecco, perché allora Don Giorgio ha aperto un altro argomento, questo del disorientamento, no? Questo malessere di questi tempi, il disorientamento non soltanto morale ma anche sociale. Voi come genitori in attesa di un trapianto per la moglie, come lo state vivendo anche in tal senso? Io vedo Samuele, vedo che è lì che assiste, in attesa proprio che qualcosa avvenga. Però è un'attesa da bambino, è un'attesa che vorrebbe essere riconvertita in felicità, in serenità. Mi ricorderò quando lei finalmente sarà guarita, mi ricorderò questi anni, come anni persi o riconquistati. Come anni persi o riconquistati? In che senso? Che cos'è che avete perso? Sono persi definitivamente o riconquistati grazie agli sforzi del dopo. Io vorrei che adesso fosse salva la cosa, la situazione fosse rigenerata per Maria e quindi per noi, in conseguenza. La malattia unisce ancora di più, Benedetto? La malattia unisce ancora di più, ma stringe proprio, quasi che il suo corpo sia il nostro. Ecco, perché la malattia unisce ancora di più laddove si è un corpo unico. È solidarietà. E laddove c'è tanto amore, diversamente, crea molti ostacoli. Se qui ce n'è tanto. Le stanze non esistono, le separazioni non esistono, le mura non esistono. Io stesso ho vissuto molti anni fisicamente male e mi sono ripreso da poco. Quindi rivedere questa situazione per me è una sconfitta. Eppure vorrei tanto che lei non la vivesse come sconfitta. Però certe volte di notte ci penso e vorrei che la vita svirgolasse diversamente, fortemente diversamente. Ma secondo te, allora, in questo momento l'appello che vuoi lanciare, lancialo anche tu un appello. Io lo lancio come? Io spero, io ringrazio fortemente i medici di Treviso e di Padova. Abbiamo un reparto di gastroenterologia, uno degli hospital che funziona veramente bene. La dottoressa Vanini, la dottoressa Agroppo, la dottoressa Dalbò, il personale infermieristico sono di eccellenza estrema, non solo per la competenza, ma anche per l'umanità e la simpatia che immettono nel paziente, nella persona che segue il paziente. Nel caso mio, io vedo anche 2 ore fa, 3 ore fa, quanto sorriso c'è verso di noi, verso chiunque. E essere accolto dal dottor Agroppo che mi dice in modo leggero cose che dovrebbero essere dette in modo più grave, mi ha dato soddisfazione e un sollecito, una sprone al futuro, all'immediato. Però sono ancora nell'attesa che Padova risponda, perché mi sa tanto che si va equivocando. In che senso, Benedetto? Usano espressioni burocratiche. Ora la ragazza, la donna è grave, la madre è sufficientemente grave, ora dicono abbiamo voluto l'anticipo, ora forse sarà l'ora opportuna perché possa essere riconsiderata. Però quando i medici devono usare certe espressioni, le usano in modo molto distante dal paziente e quindi vedo che sarebbe opportuno che i medici ancorassero a se stessi la voglia di riconquista fisica e umana di un paziente. Certe volte lasciar perdere il paziente e considerare l'essere umano. Ecco, infatti tra crisi economica e responsabilità individuale poi nulla ci sta tolgo di la mezzo competenza questo. dei medici, no, io non critico allora, la competenza e la capacità professionale, operativa. Vorrei che l'umanità entrasse più vigorosamente nell'elemento sanitario. Maria, il tuo appello prima di intervallarti con gli altri ospiti, tu sei in attesa di essere trapiantata di fegato. Per la seconda volta? Cosa vuoi dire a chi ti sta guardando e ai medici che ti stanno guardando?
Io chiedo di aiutarmi più presto, di operarmi più presto, perché per me mai... Troppi anni. Quando arrivo al giorno lunedì, giovedì, per me... Sono i giorni della paracentesi. Dico, vado a essere torturata. Sì. È dura, vero, Maria? È dura, però dai, che ce la farai, dai Maria. È tanto dura, non riesci a fare tante cose, quando ti vedi davanti con la pancia è dura. È dura. Non è sola comunque. Vedete, cari telespettatori, noi vi portiamo in diretta queste immagini, queste sofferenze, queste dichiarazioni, queste mettersi allo scoperto e dire io ci sono, io voglio esserci, ma soprattutto io voglio vivere. L'altra volta ce l'ha detto Mauro, oggi ce lo dice Maria, voglio vivere per i miei figli, per la mia famiglia. E noi li aiuteremo naturalmente nel possibile. Ecco, Claudio Fagan, prima di salutarci, perché adesso si intervallerà anche lei con un altro truffato dalle banche, che cosa spera di ottenere da questo processo nei confronti delle banche venete? È ancora prematuro, però qual è la sua speranza? Sì, la situazione è prematura, io spero che ci sia essenzialmente giustizia e ovviamente con anche un ritorno economico totale, non solo per noi altri, Fagan, ma per tutti quelli che hanno avuto la disgrazia di entrare in rapporto con queste due banche, cosa che è assolutamente drammatica e inconcepibile quello che è successo. Ancora storie di ingiustizie sociali, ingiustizie economiche, di chi comunque non perde la speranza, di chi continua a lottare perché dice la vita è questa, io me la voglio vivere appieno, comunque essa sia. Ci vediamo tra poco. A tra poco.